Lo sviluppo sul quale punta Nuoro, partendo dalle sue radici, è uno sviluppo che vuole essere contemporaneo. Il punto di forza di Nuoro è l'ambiente e la cultura. Questi sono i suoi talenti fondamentali, per cui innanzitutto dobbiamo parlare di uno sviluppo sostenibile. Da un po' di tempo a questa parte Nuoro si è riappropriata di Grazia Deledda e ne ha compreso probabilmente appieno la sua grandezza, la sua grande vitalità, la sua forza espressiva nel descrivere in maniera così bella e profonda quello che è il rapporto tra l'uomo, inteso l'uomo e la donna, e la natura, tra gli uomini tra di loro e all'interno dell'animo umano, descrivendo il dibattito. Questo è stato reso possibile perché per anni si è investito sulla figura di Grazia. Oggi credo che si sia compresa appieno il messaggio di Grazia, che è un messaggio rivoluzionario. Sono Vanna Fois, cofondatrice e amministratrice della Ilisso Edizioni, casa editrice nata dal nulla a Nuoro 40 anni fa circa. Una realtà sorta in assoluta parità di genere, una sorta di moderna start-up per i tempi. Da allora 18 collane, 80% di collaboratori a tempo indeterminato, prevalentemente sono donne, con un'attenzione alla cultura locale, silente all'epoca o distante dalle narrazioni e dalla ribalta. È questo che abbiamo voluto fare con libri e mostre, raccontare la nostra cultura millenaria in modo originale ma con dei focus approfonditi. Dai primi 10 anni in cui gli argomenti sono stati incentrati sull'arte sarda, si è spaziato affrontando la cultura materiale, la letteratura, la fotografia, per restituire in circa 600 titoli in catalogo, a tanti siamo giunti, uno spaccato della Sardegna, proposto sia per i sardi ma anche con l'intento di farla conoscere e promuovere all'esterno. E questo è avvenuto poi con un rilancio, ormai 4 anni fa, era il 14 dicembre del 2019, con l'apertura di Spazio Ilisso Arte Archivi Museo, nel quale abbiamo cercato e vogliamo in maniera sempre più decisa creare un luogo di incontro, di dialogo, di contaminazioni, che sia aperto a tutti. E questo è il senso di una casa, infatti lo spazio era noto come Casa Papandrea, che attraverso una ristrutturazione filologica in assoluto rispetto della tipologia, del carattere di questo luogo, si è voluto da un lato restituire un edificio che anche vuoto racconta di sé e di una tipologia abitativa che è stata azzerata ed era tipica dei nostri centri storici. Il rifugio è un locale, si può dire, storico di Nuoro, comunque è un locale aperto da mio padre Silverio nell'88 e che negli anni ha sempre cercato di rimanere con la stessa linea ma al passo con i tempi. Cerchiamo comunque di rendere un'esperienza nel nostro ristorante accessibile a tutti. Cioè, facciamo i Couleur Jones, facciamo il pane frattau per gli intolleranti al glutine, cerchiamo di utilizzare anche prodotti non lattosi o per gli intolleranti al lattosio, sempre senza spostarci troppo da quella che è la nostra cucina. Il filindeu è un piatto che è molto richiesto, continuano a cercarlo e vengono appositamente da tutto il mondo per mangiare il filindeu. Cerchiamo di non stravolgerlo, abbiamo sempre cercato di non stravolgerlo e lo facciamo sempre allo stesso modo. Addirittura siamo 20 anni che utilizziamo anche lo stesso piatto. La lavorazione del filindeu è una
è particolare, è difficilissima, tutti ci provano, qualcuno ci riesce, è vero, però quelle che veramente lo fanno bene sono pochissime persone. L'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna ha come obiettivo quello di promuovere l'aspetto culturale identitario di una Sardegna che sta al centro del Mediterraneo. È su questo che l'Istituto poggia la sua prospettiva futura. C'è un istituto aperto in prospettiva della valorizzazione di quelli che sono gli aspetti culturali, dei saperi, in particolare di quello che è tutta l'eredità tramandata dalle nostre genti fin dalle origini fino ai giorni d'oggi. Ma vuole essere anche uno stimolo per le giovani generazioni che sperano ancora in una rinascita di una Sardegna che poggia su aspetti culturali, quindi il grande patrimonio culturale che è la Sardegna, delle tradizioni, dell'identità, delle tradizioni popolari, che è la vera ricchezza della Sardegna e dei sardi, del popolo sardo, la lingua che sicuramente merita una maggiore attenzione e soprattutto essere normalizzata attraverso le istituzioni, e in questo l'Istituto sicuramente può portare avanti un'idea corretta di promozione di quelli che sono gli aspetti letterari e culturali, partendo anche dalla poesia sarda, da quella estemporanea e dai grandi poeti sardi. L'Istituto è anche il luogo fisico dove poter assorbire quella contaminazione che ci è stata tramandata dai nostri avi attraverso il museo etnografico, attraverso la casa natale di Grazia Deledda, attraverso anche la nuova creatura nata a luglio che è il Museo della Ceramica Sarda, con tutti gli artisti che hanno dato lustro a questo grande balzo dell'artigianato artistico ceramistico sardo, a partire proprio da Ciusa. Le caratteristiche di Nuoro, il suo territorio, direi anche quello distrettuale della Camera di Commercio, in termini più ampi, in realtà si focalizza dal punto di vista della strategia che segue la Camera di Commercio secondo 3 linee fondamentali, che sono quelle che possono contraddistinguere questo territorio rispetto agli altri e che individuano quali sono le caratteristiche che possono in qualche modo differenziarci. Il distretto culturale è una delle linee che stiamo seguendo perché in realtà rappresenta il mondo della cultura in generale che in qualche modo è riconosciuto a Nuoro da Grazia Deledda in poi e quindi un valore che sicuramente vorremmo utilizzare. I progetti di innovazione che fanno sì che il nostro territorio sia, pur essendo logisticamente lontano dai centri del mondo, ormai con la rete è diventato uno dei nodi del mondo. E allora ci sono imprese in questo territorio che hanno deciso di rimanere nel nuorese, continuano a svolgere attività di natura tecnologica, ma non hanno bisogno di andare a Milano, a Roma, a New York o a Shanghai, e le conosciamo. L'altra linea sulla quale ci stiamo muovendo è l'attività legata all'animazione territoriale, i nostri progetti di autunno in Barbagia, delle primavere eccetera, e cioè delle modalità con le quali raccontiamo il nostro territorio ai visitatori che sono in parte sardi dalle altre parti dell'isola, ma nel nostro obiettivo soprattutto non sardi, quindi turisti o visitatori italiani o stranieri, che vengono a conoscere i nostri territori, li frequentano, quindi apportano economia che è quella del turismo, ma apportano anche economia perché acquistano e individuano nella nostra produzione degli elementi di univocità che, come tutti i territori sono univoci, il nostro ha queste sue caratteristiche, quindi cerchiamo di farlo diventare un territorio che non è replicabile. Molti dei territori, anche nella Sardegna, quelli più avanzati, probabilmente hanno perso anche un'identità significativa. Noi siamo ancora riconosciuti come un luogo dove si vedono le cose che sono tipicamente nostre. L'innovazione ha reso fisicamente non necessaria la localizzazione. Chi fa innovazione lo fa sulla rete, può essere da qualunque parte del mondo, allora approfitta della qualità della vita che ci può essere nei nostri territori e quindi condizioni ambientali che sono assolutamente univoche, condizioni anche personali di rapporti umani che sono
non replicabili, talvolta sono anche le nostre radici, quindi vorremmo mantenerli, ma spesso e volentieri siamo costretti a trovare altre destinazioni perché fisicamente il lavoro non si può svolgere. L'innovazione è quella che ci consente di fare le attività che a noi piacciono, che noi vogliamo, a distanze remote e farlo esattamente con la stessa produttività con cui potremmo farla in qualunque parte del mondo. Il distretto culturale del Nuorese nasce nel 2012 grazie a una iniziativa della Camera di Commercio, che è il soggetto attuatore, per cercare di dare una certa organicità all'offerta culturale dell'immenso patrimonio materiale e immateriale che ha il territorio del Nuorese. Ecco, il distretto culturale nasce con questo obiettivo: dare una certa organicità all'offerta culturale e fornire anche un supporto per anche una migliore calendarizzazione degli eventi e una migliore promozione del nostro territorio all'esterno. Proprio di recente pubblicazione la guida cartacea degli attrattori culturali materiali e immateriali del nostro territorio, quindi la guida turistica del distretto culturale del Nuorese, all'interno della quale sono strutturate diverse tipologie di itinerari, dall'itinerario storico-archeologico all'itinerario etnografico, all'itinerario degli attrattori, all'itinerario dei comuni. Quindi diciamo che questo è uno dei prodotti più importanti del nostro distretto. Il distretto culturale vuole fare in modo che anche le periferie geografiche del nostro territorio si riconnettano con il centro culturale, che chiaramente non può che essere Nuoro. EICON è essenzialmente una società che lavora nell'ambito della cultura sarda e operando nel campo degli allestimenti d'arte e della grafica e quindi della comunicazione. Sebbene noi viviamo in un'isola che è abbastanza spopolata, in realtà abbiamo potenzialmente grandi risorse storiche e anche realtà locali che spingono verso un'innovazione, verso la comunicazione all'esterno, al di fuori della Sardegna. Molte realtà anche dei paesi hanno questa volontà. Si scontrano poi magari contro oggettivi ostacoli, ecco. La EICON ha proposto negli anni tantissimi progetti a enti pubblici e privati. Ci è capitato di spaziare, devo dire, fra i giochi didattici realizzati sulla storia della Sardegna e anche sulla storia di Grazia Deledda, per promuovere per i bambini la conoscenza di questa scrittrice e di realizzare dei veri e propri tornei didattici per i bambini. Poi ci siamo dedicati a mostre d'arte e alla comunicazione, anche per comunicazione istituzionale. Diciamo che il nostro fulcro è la promozione della nostra cultura e della Sardegna. La nostra sartoria nasce nel 1954 a Nuoro, fu fondata da mio padre, da nostro padre Aurelio Pinu, che a seguito di una formazione di bottega fatta a Nuoro da maestri siciliani partì a Milano, fece le scuole di taglio più importanti del periodo e, rientrato a Nuoro, aprì la sua sartoria all'età di 27 anni nel 1954. Ma noi abbiamo ereditato da nostro padre una filosofia di lavoro, una filosofia comunicativa dell'abito, per cui abbiamo lavorato nella continuità delle sue interpretazioni sartoriali e ci siamo inseriti nel mercato grazie alla trasmissione, all'uso più quotidiano e più ampio dell'abito di velluto.
quindi anche da parte di giovani. L'abito di velluto tradizionale letto in chiave moderna significa per noi diciamo globalizzarlo, quindi portando all'interno della tradizione sarda ciò che è anche tradizione mondiale del velluto. A vestirsi da noi vengono personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, ma anche clienti del quotidiano che amano comunque farsi un abito sartoriale interamente cucito a mano su di loro. Eseguiamo o un cartamodello per ogni cliente. Dal 1995 ci occupiamo anche di formazione e abbiamo fondato una scuola di fashion design, modellismo e sartoria. Sono Maurizio Meloni, ho 26 anni e nel 2017 ho deciso di frequentare la NABA di Milano per studiare moda e grafica e poi dopo questo percorso ho deciso di tornare qua a Nuoro perché credo fortemente in questo ambiente e nelle possibilità che può dare e ho deciso quindi poi di venire qua presso l'Istituto IMI di Nuoro a insegnare la parte di digital design e grafica applicata proprio alla moda. Sono Alice Medda, vice direttrice del Museo Civico delle Maschere Mediterranee di Mamoiada. Il museo nasce come luogo da cui si dipartono tutta una serie di relazioni tra le tradizioni di popoli mediterranei, partendo da Mamoiada e dalle sue maschere Mamutones e Adores e allargando lo sguardo alla Barbagia, quindi con i Boes, Merdules e Filonzana di Ottana e Turpos di Orotelli, arriviamo a intraprendere un viaggio attraverso il Mediterraneo con le maschere dell'arco alpino e della Val di Fassa, della Grecia, della Spagna, della Croazia, della Slovenia. Queste maschere del Mediterraneo derivano, secondo gli antropologi, da riti pagani che si svolgevano nel periodo invernale. E tutti questi mascheramenti si caratterizzano per l'uso di elementi animali come corna, pelli, maschere grottesche e soprattutto i campanacci. La prima uscita delle nostre maschere Mamutones e Adores è il 17 gennaio, che è la festa di Sant'Antonio Abate. Questa è considerata la festa principale ormai, quella che attira tanti visitatori, nonostante sia nella maggior parte dei casi in un giorno infrasettimanale, perché per noi è importante mantenere la tradizione. Il 17 gennaio devono uscire le maschere, anche se è di mercoledì, e vengono accolti dai visitatori, ma soprattutto dagli abitanti di ogni rione con grande gioia e grande onore. Allora, io facevo parte del gruppo dei Mamutones nell'azione Beccoi fino al 2001, fino al giorno in cui ho avuto purtroppo ahimè l'incidente stradale che mi costringe comunque alla meccanica. E niente, nel 2004 è nata questa passione per ho detto, ma il tempo devo trascorrerlo in qualche modo, no? Quindi mi è rinata la passione che avevo per questa tradizione qua, per il Mamutones e i Adores, e quindi ho iniziato a fare le mascherine piccoline. Fine 2021 ho voluto fare un regalo a un mio amico e quindi gli ho regalato la maschera del Mamutones, proprio del Mamutones, non delle Mamutones, fatta da me, e da lì è nata così, quasi per gioco. Poi sempre di più riesco adesso a realizzare quantitativo, insomma, diciamo così, non tantissimo, però devo fare un regalo, faccio una maschera ed è un regalo, a parte che è un regalo gradito, poi è una soddisfazione mia personale perché comunque si può fare anche stando in sedia, ma non solo questo, in sedia si può fare un po' di tutto. Il messaggio che voglio mandare è comunque che la vita va vissuta comunque, perché la vita è bella, e a me piace, non mi piace sopravvivere, mi piace vivere, quindi.
Io sono Miriam Corria, sono titolare dell'attività Scopri Orgosolo, perché il mio scopo è proprio quello di far scoprire qualcosa in più del mio meraviglioso paese ai tantissimi visitatori che ogni anno vengono in Sardegna, e ormai Orgosolo è diventata una tappa imperdibile per chi viene in Sardegna, e quindi insomma il mio scopo è proprio quello. A Orgosolo mancava la possibilità per il visitatore che viene in coppia o con la propria famiglia, quindi non in viaggi organizzati, di poter avere una spiegazione chiara, dettagliata ed esaustiva dei murales di Orgosolo. Quindi un po' per caso ho pensato sarebbe bello che ci fossero le audioguide ad Orgosolo, visto che Orgosolo è considerato un paese museo. Ho pensato, ma perché non realizzare le audioguide? Anzi, è stata proprio un'idea che è nata così a tavola, perché mio marito mi ha detto: ma scusa, ma perché non le fai tu? Insieme all'audioguida viene data una brochure con la mappa, il percorso da seguire, e quindi il visitatore in totale autonomia può appunto fare il tour dei murales, però con il vantaggio di avere molto più tempo a disposizione. Il tour con l'audioguida dura circa 1 ora e mezza, ma al visitatore viene dato un lasso di tempo di 4 ore e mezza, proprio per avere la possibilità di fare shopping, fermarsi per pranzo, bere un caffè, eccetera, di modo che comunque non abbia il vincolo del tempo. La cantina è nata nel 1950, era un piccolo gruppo di viticoltori. Essendo la proprietà molto frazionata, era un modo obbligato per portare avanti la viticoltura, soprattutto la commercializzazione. L'unione fa la forza. Quindi questi piccoli viticoltori si sono uniti in cooperativa per valorizzare il nepente, che è il nostro tipico cannonau. La buona gestione, tutte le cose che sono portate avanti negli anni, si è riuscita ad arrivare ai risultati che oggi sono abbastanza evidenti. I vini vengono esportati anche al resto d'Italia, Europa, oltre l'Europa Stati Uniti, Asia. Non è una produzione enorme, però sono vini che dopo più di 70 anni sono apprezzati e conosciuti in tanti posti nel mondo. Oltre al nepente, che è quello che quasi tutti conoscono, abbiamo iniziato nuove produzioni, partendo sempre dalla nostra uva tipica, che è il cannonau. Quindi abbiamo realizzato uno spumante Brut Rosé, un bianco da uve rosse, un rosé, dei passiti. Quindi siamo andati a completare la gamma dei prodotti che comunque il consumatore ci richiedeva. Per finire, diciamo, il pasto, abbiamo anche 2 passiti, uno bianco da un'uva che è sempre più in voga oggi, che si chiama granaccia, quindi un passito da uva granaccia, e un rosso da uva cannonau, e finire con le grappe, bianca o invecchiata di cannonau. Ho iniziato a lavorare con la cantina Nepente di Oliena nel 1995 e poi ho continuato per diversi anni, perché loro avevano bisogno di qualcuno che li indirizzasse. Abbiamo creato un prodotto di eccellenza che ha superato tutti gli altri vini prodotti in Sardegna, perché questo è quello che è successo con la cantina di Oliena, e tutti chiedevano i vini della cantina di Oliena. Che bellezza! Ma io stesso sono rimasto meravigliato di questa operazione che ho fatto e che ho ottenuto dei risultati che forse non pensavo di ottenere in maniera così veloce, ed invece li ho ottenuti in maniera bellissima, e loro mi hanno applaudito in continuazione. La cosa che ho fatto sempre con i vari viticoltori è dire loro di evitare di fare alte produzioni. E quindi se un vigneto può portare una produzione di 100 quintali per ettaro, io ho detto: ma scusate, portatelo a 60-70 quintali e vendetelo ad un prezzo più alto, quel vino lì. È un vino che avrà un valore, e così è stato. Mi viene anche mi viene quasi da piangere per quello che ho fatto per loro, perché poi adesso sono tutti amici miei, quello che fanno per me non te lo immagini.
Madonna, cosa mi mandano a casa per le feste? E gli dico, ma basta, cosa mi state mandando? Ma smettetela. Dottor Biondo, ma lì per noi è un Dio, dai, smettetela. Però questa è la realtà. La nostra cooperativa è nata nel 1963, ha iniziato a lavorare nel 1972 e dagli iniziali 30 soci circa, tutti soci produttori, e siamo arrivati oggi ad averne circa 200. Lavoriamo circa 5 milioni di litri di latte, produciamo 8.000 quintali di formaggio e l'anno scorso abbiamo avuto un fatturato di 13 milioni di euro. In questo momento abbiamo una rosa di circa 35 prodotti. La cooperativa in questi anni è andata avanti anche da un punto di vista strutturale e soprattutto si è meccanizzata. Cioè abbiamo comprato nuovi macchinari, nuove attrezzature, però sempre con l'obiettivo di tenere la qualità del prodotto. Abbiamo i prodotti freschi, abbiamo il latte di capra fresco, abbiamo i semistagionati, cioè i semistagionati, gli stagionati, e poi abbiamo una linea di prodotti senza lattosio per aiutare le persone che hanno i problemi di intolleranza. Abbiamo anche un erborinato di capra, base di capra con la muffa del Roquefort, in poche parole. Il mercato di riferimento, oltre quello regionale, è anche il mercato nazionale, però riusciamo a coprire anche nelle zone dove non abbiamo i distributori, mandiamo direttamente la merce a casa dei consumatori. L'ultima sfida della cooperativa è stata quella di provare a mettere nel mercato due prodotti tipici dorgalesi, che sono le seadas e le casadine. E con le seadas soprattutto stiamo provando ad inserire la seadas già cotta. Quindi già cotta, pronta all'uso, viene messa in una confezione in skin e quindi bastano 2 o 3 minuti di forno e il prodotto è già pronto. Una cosa che voglio rimarcare è che questi prodotti sono fatti solo ed esclusivamente col formaggio della Dorgali Pastori. Sono Antonio Berretta, sono un vignaiolo della Valle di Ordoene, ho la passione appunto per la vitivinicoltura. Questa cosa è iniziata 45 anni fa facendo un vigneto a Mezzadria, un vigneto di 2 ettari che dopo 2 anni si doveva dividere con il proprietario del terreno. Sono passati 45 anni, non l'abbiamo mai diviso perché abbiamo ancora questo terreno in comunità con i padroni della terra di allora. Insomma. Poi piano piano siamo cresciuti e in questo momento abbiamo circa 11 ettari di vigneto. La Valle di Ordoene è una valle col terreno a disfacimento granitico, incastonata in mezzo a monti calcari, perché da 3 lati ha monti calcari, da un lato un monte basaltico, una sorta di vulcano spento che è la collina di Filieri, che da secoli ha prodotto vino per Dorgali e per questa zona qui, perché teniamo conto appunto che Ordoene ha iniziato a produrre vino, a fare i vitigni nel 1912, però Dorgali da secoli produce vino. Attualmente produciamo intorno a 45.000 bottiglie di vino, facciamo delle degustazioni in vigna che stiamo vedendo che sono molto apprezzate, perché comunque in un contesto dove si ha una veranda che proprio da qualsiasi parte che uno si gira vede vigna e vede questi monti, è una cosa tutta particolare che la gente proprio si innamora di queste cose. Ecco. Oltre il cannonau rosato, poi abbiamo un cannonau, il nostrano, che è un cannonau base, diciamo, che fa solo acciaio, che non fa botte. Poi iniziamo col Turcalesu, che fa un anno di botte grande, però di botte da 1000 litri, in modo che non gli dia troppo legno, che gli dia quello che gli serve e basta.
Dopo questo abbiamo il Monte Tundu. Il Monte Tundu poi è un monte che c'è proprio, che vediamo dalla nostra zona, sempre nella zona di Ordoene, uno di questi monti calcarei, che è il Monte Tundu, che è un qualcosa di particolare. Sono Stefano Esca, della Esca Dolciaria. La nostra è un'azienda familiare nata nel 1972. Siamo 4 soci, in società c'è nostra madre e 3 fratelli, siamo io, Stefano, Caterina e Salvatore. Il mercato di riferimento è quello soprattutto regionale, poi abbiamo dei clienti anche a livello nazionale, soprattutto a livello nazionale negozi specializzati, mentre in Sardegna copriamo un po' anche la distribuzione organizzata. Recentemente c'è stato un riconoscimento importante per la qualità da parte del Gambero Rosso, perché sia i savoiardi che le reginette sono stati premiati al primo posto in una classifica dei savoiardi italiani. L'inizio è stato perché mio marito non stava bene di salute. Ci siamo visti costretti di pensare a un altro lavoro e siamo andati a finire con l'idea di fare una pasticceria con i dolci tipici del paese. E la prima idea che ha avuto mio marito è stata di esportarli fuori. Siamo andati al primo posto a Cagliari. Ha detto assaggiate e poi se non si vendono almeno era una prova. A un certo punto, senza passare molto tempo, hanno incominciato a ordinarli e siamo venuti a un punto che poi abbiamo messo gente per aiutarci. Questo delle pesche è stata un'idea che ci è venuta in seguito. Ciao, qualche anno dopo. Quando abbiamo iniziato con le pesche, anche quelle hanno avuto un buon successo e quindi siamo andati avanti così. E dal momento non si sono mai fermate. Biti è un paese che ha sempre guardato al futuro con le chiavi giuste per reggere la realtà contemporanea. Il 2020, dopo l'alluvione del 2013, è stato un momento terribile per la nostra comunità, ma dal quale siamo riusciti a rialzarci anche col grande aiuto di tutte, della comunità dei sardi in Sardegna e fuori, e questo è stato di grande aiuto non solo per i tanti interventi che sono stati fatti, tra cui certamente quello realizzato dalla Fasi presso il campo sportivo comunale, ma anche per l'incoraggiamento e il sostegno a rialzarsi. Oggi guardiamo con più ottimismo, naturalmente sempre con la preoccupazione di dover ancora risolvere tanti problemi, guardiamo al futuro con più ottimismo e con la certezza di riuscire a fare tante buone opere che daranno nuovo slancio alla nostra comunità. Al centro del nostro progetto di crescita e di sviluppo per il futuro c'è certamente la cultura, che forse è stato l'elemento che più di altri ci ha tenuto uniti e ci ha dato la possibilità e la forza di rialzarci. Il Museo del Cantatenore, il nuovo museo in fase di realizzazione che parlerà ancora del cantatenore e del tema delle sonorità in chiave contemporanea, il sito archeologico di Romanzesu, ma anche altre realtà dinamiche come il parco paleontologico Bittirex e poi tutto un tessuto appunto di associazioni e di soggetti che concorrono alla divulgazione della cultura sono il nostro punto di forza. Da qui partiamo per dare una nuova prospettiva al nostro paese che da queste energie saprà certamente costruire il proprio futuro. Sono Andrea Mannu, il titolare della macelleria salumificio Mannu di Bitti. Abbiamo iniziato come salumificio e poi 3 anni fa abbiamo allargato con la macelleria.
e niente, adesso facciamo un po' dell'uno, un po' dall'altro, cerchiamo di gestire un po' la cosa, dai. Da quando siamo partiti l'idea principale era quella di utilizzare degli animali locali o comunque a più stretto giro possibile. Infatti con i maiali siamo riusciti ad avere una partnership, dai, chiamiamola così, con un ragazzo di Ergolli, che è una persona seria che ci crede veramente sull'allevamento semibrado, mentre con la carne del bovino abbiamo sempre un accordo con un'azienda di Nulle, che sempre, anche loro praticamente hanno la filiera completa da zero fino alla macellazione, e con i polli lo stesso cerchiamo di lavorare sul sardo, ecco, perché abbiamo visto che all'inizio magari era un po' così, però poi la qualità premia. Allora, la specificità del distretto culturale del Nuorese risiede in un fatto storico e ora in una realtà che stiamo vivendo. Il fatto storico è che per la prima volta il mondo della cultura nella sua dimensione plurale, e quindi dal privato al pubblico, dalle associazioni culturali ai musei, ai comuni, case editrici, hanno ragionato insieme per fare programmazione insieme e quindi per camminare insieme. Quindi nel distretto culturale del Nuorese oggi c'è una realtà che è il tavolo permanente dei musei, dall'acquario di Caragonone all'Isre, al Museo delle Maschere di Mamoiada, al Museo Nivola di Orani, e che lavorano insieme. E nel lavorare insieme cosa fanno? Fanno programmazione comune, fissano obiettivi comuni, ma scambiano anche le buone pratiche. Quindi i musei più avanti nell'organizzazione anche imprenditoriale trasferiscono ai nuovi musei come si fa impresa. Quindi non è solo un tema rivolto agli utenti sulla bigliettazione e quant'altro, ma è anche un tema di migliorarsi lavorando insieme, cosa assolutamente sconosciuta nel Nuorese perlomeno. E quindi siamo molto bravi nel bene e nel male, ma spesso lavorando da soli. La seconda specificità del distretto culturale del Nuorese è data dalla sua governance. E anche qui credo che possa essere considerato uno dei modelli più avanzati. Il futuro della città di Nuoro probabilmente ha come asset principale quello della cultura, intesa nella sua declinazione più ampia, quindi anche come cultura immateriale. Ormai la cultura è un driver ben preciso, aiuta i territori e può essere il volano di uno sviluppo, se vogliamo, nuovo, ma che in realtà già in città esiste da un po' di tempo. Abbiamo delle eccellenze non solo in città ma nell'intero territorio, e il rapporto di collaborazione tra la Camera di Commercio di Nuoro e i comuni del territorio ne è testimonianza. Nuoro ha avuto delle personalità di assoluto valore nel panorama nazionale e anche internazionale, come Grazia Deledda, Ciusa. Pensare oggi a queste figure, l'equivalente di queste figure, in questo momento è difficile, perché noi scopriamo il valore delle figure diciamo dopo, in un periodo successivo. Sicuramente è una città dove esiste un fermento culturale molto forte. È un onore per me presentare i vini stasera. Stasera presentiamo dei vini che vengono dallo stesso territorio, cioè il territorio del Nuorese. Possiamo dire che il terreno più o meno è uguale, però sono due comuni storici per quanto riguarda la produzione del vino, tanto Dorgali quanto il Neppente, che berrete poi dopo, di Oliena. Per cui sono due città ai quali dobbiamo dire grazie che esistete e che fate prodotti di questo genere. Io in effetti Carusè è il nome di un operetto, è il nome di una poesia
Io sono di Talana, del Nuorese, e quindi è una poesia del mio primo dedicata ad una fonte. Cioè, sicuramente con i sardi che risiedono a Magenta e nel territorio del Magentino da tanto tempo un grande rapporto, sicuramente facilitato dal Circolo Culturale Grazia Deledda, che si è fatto promotore negli anni di tantissime occasioni di incontro di vario tipo, culturale, sociale, anche culinario. E c'è da dire che tra la nostra città e la Regione Sardegna c'è comunque una connessione e una particolare amicizia. Magenta è famosa in Italia e credo un po' in Europa per la famosa battaglia del 4 giugno 1859, quando i franco-piemontesi entrarono proprio qui a Magenta in Lombardia e determinarono poi quella che è stata la storia del nostro paese e anche dell'Europa. Però ricordiamoci che quello era l'impero, il regno non solo piemontese ma sardo-piemontese, e quindi davvero noi abbiamo un legame anche molto forte e affettivo con la regione Sardegna, perché le nostre radici d'Italia si lega lì. Magenta è la sede del Parco del Ticino, quindi questo è un territorio della provincia di Milano particolare, non è conurbato alla Grande Milano, mantiene la sua identità. Parco del Ticino, Naviglio Grande, tantissime aziende enogastronomiche che producono dei prodotti di eccellenza e noi vorremmo valorizzarlo, ed è una città vicinissima alla Milano del futuro, quella che nasce e sta nascendo dal post-Expo. Qui vicino a noi sta nascendo tutta quell'area particolare, ricordiamo un'area strategica con il nuovo Galeazzi, con la nuova università, ma in particolare con lo Human Technopole. Allo Human Technopole che cosa si fa? Si studia la buona alimentazione, come poter vivere a lungo, bene, negli anni, anche con una buona alimentazione. Ecco, allora davvero una connessione tra la nostra zona, prodotti ed hoc del Parco del Ticino, il Nuorese, e poi credo anche un po' la cultura. Dicevamo prima sicuramente Grazia Deledda, no? Premio Nobel italiano, l'unica donna, anche noi qui vorremmo puntare a riqualificare le nostre zone partendo proprio dalla storia, dalla nostra cultura e perché no, dal patrimonio enogastronomico che abbiamo, quindi davvero possiamo avere elementi di connessione e di amicizia. Circoli negli anni, da quando diciamo, sono stati fondati, partiamo dagli anni 50-60, dove prevalentemente diciamo, erano volti più che altro all'evoluzione sociale e culturale dei sardi, singoli cittadini. Infatti io parlo per Milano, guardando nel diario storico di Milano si facevano addirittura i corsi delle 150 ore di alfabetizzazione dei sardi, quindi diciamo, l'attenzione era rivolta soprattutto a chi arrivava ed era spaesato e aveva bisogno anche di una certa istruzione. Poi chiaramente nel tempo ci siamo evoluti anche noi insieme ai sardi e abbiamo deciso che non era più l'oggetto il singolo cittadino sardo, ma era la nostra regione. Quindi da qui ovviamente poi c'è stata anche una successiva evoluzione, abbiamo dedicato l'interesse verso i territori particolari. E ciò anche perché facciamo un servizio, diciamo in termini pratici, facciamo un servizio di assistenza ai soci di viaggi verso la Sardegna. Noi a Milano per esempio quest'anno abbiamo mandato in Sardegna circa 1200 famiglie, quindi un'attività molto intensa e abbiamo scoperto, essendo diciamo a contatto diretto proprio con chi va in Sardegna, che la gente non conosce i territori della Sardegna. Al di là delle località più conosciute, poi non riesce, cioè non ha minima idea di proprio cosa si presenta anche all'interno in questo caso. Noi abbiamo promosso 2 anni fa il Sulcis Iglesente, l'anno scorso c'è stato l'Oristanese e quest'anno appunto il Nuorese, poi vedremo quali saranno i futuri sviluppi. Penso che pian pianino affronteremo un po' tutte le regioni della Sardegna, perché ogni regione ha le sue peculiarità e quindi chiaramente le caratteristiche sono di attrattività, l'abbiamo visto stasera, meno male, sono anzi contento che stasera nel nostro convegno non si è parlato soprattutto, come diceva anche il professore, delle cartoline turistiche, abbiamo parlato veramente di cultura, cosa che è il nostro intendimento principale, quello di proporre la cultura, non tanto i paesaggi, tanto la Sardegna non ha bisogno di molta promozione, può benissimo, diciamo, è autonoma da questo punto di vista, quindi per noi focalizzare sulla cultura è una cosa veramente indispensabile.
il nuorese che si incontra con Corbetta, due realtà diverse, oggi si incontrano per sviluppare insieme le differenze che hanno. Un polo industriale agricolo come Corbetta con una bellissima realtà come il nuorese, come abbiamo visto oggi grazie al sindaco di Nuoro. Ecco, due realtà che si incontrano e io spero che ci sia la possibilità di sviluppare soprattutto la parte turistica, lo scambio culturale, turistico e enogastronomico tra le due realtà, con tradizioni culinarie diverse, sempre italiane, ma come siamo abituati l'Italia è stretta ma lunga, quindi con grande diversità enogastronomiche e culturali. Ecco quello che abbiamo visto oggi tra Corbetta e Nuoro, grandi differenze ma grande voglia di approfondire l'uno la cultura dell'altro, e quindi un futuro sicuramente dove si approfondirà le differenze ma anche la voglia di stare insieme, di assaporare le cose diverse che non si trovano ciascuno nella propria realtà. Perché innovazione e gioventù che con tante belle idee le portiamo a spasso per il mondo e ci fa piacere. Come il Circolo dei Sardi di Parabiago abbiamo pochi giovani, però ci associamo agli altri circoli e quindi portiamo avanti queste cose qua, invogliando i giovani. Noi giovani della Fasi abbiamo apprezzato moltissimo l'evento odierno dedicato alla valorizzazione del territorio del Nuorese. Già da molti anni siamo attivi nella valorizzazione delle varie zone della Sardegna. Il nostro progetto Discovering Sardinia risale ormai a diversi anni fa e già allora si proponeva di valorizzare realtà imprenditoriali ma anche culturali, enogastronomiche, poco conosciute ma molto innovative della Sardegna. Quindi è stato per noi un piacere partecipare a questo tipo di evento, anche perché ciò che è emerso è il grande contributo, il grande scambio che l'emigrazione organizzata ha continuamente con le realtà attive oggi in Sardegna. E abbiamo continuamente delle occasioni di partecipare agli eventi che animano la vita nella provincia di Nuoro, alle Cortes Apertas, agli eventi organizzati da Confindustria Nuoro con cui abbiamo un rapporto di collaborazione reciproca. Quindi sicuramente ogni occasione di confronto e di promozione del territorio è preziosa e crediamo che questo genere di interazione possa sicuramente arricchire la Sardegna intera. Da questa attività e da questa esperienza si vuol dar seguito a quello che è il nostro programma, continuare la nostra attività, ormai 50 anni di attività, che affronta i temi della Sardegna nel nome del Sunou e del Sugonotu. Sugonotu è Grazia, i suoi tempi, la sua Nuoro, la sua provincia, il suo ambiente, la sua natura. Oggi è Sunou, quello che c'è in questa regione, quello che abbiamo scoperto in tutti questi anni, come si sta facendo conoscere, come si è fatta conoscere, il fermento che c'è sempre stato culturale e che continua con nuove sistemi di comunicazione, con nuove tecnologie, con una ricerca e una risposta da parte di chi conosceva il nuorese, di chi ha sempre amato il nuorese, nuova. La collaborazione, mettersi insieme, ognuno con le proprie diversità, a fare sistema, programmare, investire, partendo da quello che è Sugonotu, da quello che è costruita la nostra terra, la nostra agricoltura, la cultura, la tene sarda, declinata al presente e ai giovani che avanzano. Sì, allora mi ha molto colpito la storia innanzitutto di Grazia Deledda, che io non conoscevo nei dettagli, così come è stata raccontata nel documentario e poi anche nelle interviste che abbiamo sentito al signor sindaco di Nuoro. E mi ha molto colpito il fatto di poter seguire le proprie attitudini, quindi i propri sogni, quindi riuscire a realizzarsi, scontrandosi anche con la società dell'epoca, quindi la determinazione ha vinto sopra, diciamo, le costrizioni culturali appunto della comunità, e questa è la cosa che più mi ha colpito.
E ancora oggi, nelle donne sarde di oggi, emerge questo carattere, quindi riuscire a realizzare le proprie attitudini anche con dolcezza, quindi senza per forza scontrarsi con la comunità o con comunque i propri partner o la comunità maschile, e quindi riuscire a raggiungere dei risultati anche eccellenti, perché appunto abbiamo visto delle testimonianze molto importanti. Un'altra cosa importante che mi ha colpito è che anche le donne, soprattutto le donne, sanno stare al pari con la società moderna, quindi queste nuove tecnologie, abbiamo visto degli esempi, sono state applicate in settori storici come può essere la guida turistica o la comunicazione di un territorio, ma hanno saputo utilizzare queste nuove tecnologie per riproporre un servizio, in questo caso turistico e di comunicazione, anche qui di eccellenza, perché fare delle audioguide con cui il turista da solo può girare Orgosolo, scoprire i murales, è una cosa bellissima, anzi sicuramente la prossima volta che andrò a Orgosolo vorrò usufruire di questo servizio. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto tutti voi presenti. Stavo scherzando, ricomincio.